è dedicato alla figura della donna nella profuganza. Io sono nipote di una di quelle donne. La mia nonna, che non era propriamente né in Istria né in Dalmazia, ma stava per motivi di lavoro insieme a mio nonno e insieme ai suoi figli in un paesino pochissimo distante dal confine che si chiamava Divac, adesso si chiama Divac. Mio nonno era ferroviere e lavoravano lì, erano italiani come tantissimi altri. Non avevano altra colpa che quella di essere italiani. Dopo il 1943, all'improvviso, una mattina, le fu detto: metti quello che hai nella borsa e prendi 3 bambini. Mia mamma aveva 5 anni nel 1943, prendi e scappa e vai, senza sapere neanche mio nonno che fine aveva fatto. Lui aveva appunto l'unica colpa di lavorare come ferroviere, quindi lavorava per lo Stato italiano. Mia nonna fuggì con questa borsa con 4 cose, con questi 3 bambini per mano, 2 un po' più grandini e mia mamma, ripeto, che aveva 5 anni. Mio nonno non si sapeva dov'era, per alcuni giorni non si seppe. Per fortuna riuscì a fuggire anche lui. Si ritrovarono dopo qualche giorno appunto un po' spaesati vicino a Trieste. E poi, non entro poi nel resto della storia, ricominciò a lavorare come ferroviere, la loro vita ricominciò. Quando fui più grande sentivo questi racconti dalla nonna più che dal nonno. Mi diceva: nonna, andiamo a vedere qual era casa tua. Lei non volle mai tornare, dice: non importa. Anche con la mamma dicevamo: torniamo a Divace, proprio vicinissimo al confine, ma non so se sono veramente neanche un paio di chilometri. Lei non volle assolutamente mai più tornare, dice: non importa, va bene così. Questo a dimostrare che la frattura e la ferita che portava dentro non era guarita neanche dopo 50 anni. Ecco, questa è la storia della mia famiglia, quindi ognuno di noi porta dentro, anche se non ha avuto dei parenti diretti, ma è l'erede di questa storia. E qual è l'eredità che noi dobbiamo portare avanti ogni giorno e non solamente oggi? Perché ricordiamoci l'impegno, lo studio, il vivere in maniera diversa, ricordare quelli che sono stati gli eventi tragici. Poi non entriamo nel merito chi aveva ragione e chi aveva torto, perché è molto difficile, se non impossibile, stabilire chi ha ragione e chi è torto. Possiamo fare una cosa però, ripeto, portare ogni giorno dentro di noi la responsabilità di ricordare e di essere diversi. Ed è una responsabilità, ragazzi, che noi abbiamo ogni giorno, in ogni azione che facciamo. Ricordiamolo, non solamente durante le ore di storia, non solamente durante queste giornate, ma perché? Per essere migliori e per capire che innanzitutto tutto quello che abbiamo oggi, la libertà, il nostro paese, la Repubblica Italiana, che sì, è vero, forse troppo tardi ha deciso, solo nel 2004, di ricordare questa che è stata oggettivamente una pagina molto controversa della nostra storia. Ma lasciamo perdere, la cosa è stata fatta e la libertà che noi viviamo oggi, e lo dico anche quando ricordo ad esempio il primo conflitto mondiale di cui ricorre il centenario, dove i nostri nonni e bisnonni anche lì hanno combattuto su un fronte, su molti fronti, molti dei quali appunto qui nelle nostre terre. Tutto quello che abbiamo oggi è grazie a loro. E quindi